La notte scorsa un uomo è stato accoltellato al termine di una rissa tra stranieri nel piazzale di fronte alla stazione di Mestre. È un nigeriano, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Si tratta di episodi che stanno diventando tristemente frequenti in città. Matteo D'Angelo era amico di Giacomo Gobbato, il giovane accoltellato mortalmente mentre tentava di sventare una rapina. Qualche giorno fa è stato il caso di Cosimo, anche lui un amico, il ristoratore è intervenuto anche lui come Giacomo per sedare una rissa, è stato accoltellato a un polmone. Anche in questo caso qua c'è stato un accoltellamento per futilissimi motivi, come tantissimi altri in questi anni, che sono la dimostrazione che il tessuto sociale di Mestre è carico di bombe pronte ad esplodere. D'Angelo è stato tra i promotori della manifestazione per Giacomo Gobbato, una lunga marcia allo slogan di Riprendiamoci la città, a cui hanno partecipato circa 20.000 persone, un fatto che a Mestre non si vedeva da decenni. Serve il controllo del territorio, noi l'abbiamo chiesto e è un po' arrivato a livello statale, non è arrivato a livello comunale perché noi chiedevamo anche dei presidi fissi, invece i presidi fissi li vediamo solo in piazza Ferretto perché ovviamente bisogna tutelare e eventualmente punire i bambini col monopattino. Però la polizia può intervenire dopo il fatto, noi dobbiamo impedire che la gente muoia, noi abbiamo paura di uscire di casa e abbiamo timore che i nostri cari non tornino a casa la sera dal lavoro e su questo bisogna intervenire. Se a Mestre c'è un problema sociale, questo può essere risolto solo con delle politiche di lungo termine, perché è frutto di un'evoluzione che attraversa gli anni. Si deve intervenire sul tessuto sociale che ormai è disgregato, quello di Mestre in particolare è proiettato sulla cultura monoturistica veneziana, il reddito pro capite è il più basso del nord-est in tutto il comune di Venezia, perché ovviamente ha avuto una fuga Mestre verso le altre città di residenti veneziani sostituiti con nuovi lavoratori disposti a lavorare a redditi bassissimi e come abbiamo visto anche dei casi di cronaca a condividere in 15-20 gli appartamenti. Si creano delle situazioni di disagio, di marginalità, a rischio e esclusione sociale che sono delle bombe pronte ad esplodere.